Noi abbiamo insediato la commissione paritetica da qualche mese che sta lavorando all'attuazione di questi provvedimenti, quindi è quello il luogo all'interno del quale comporre i provvedimenti e definire questi aspetti. Lo faremo compatibilmente appunto con queste procedure. La riforma federale ha un obiettivo fondamentale, che è quello di avviare un percorso di responsabilizzazione per i nuovi amministratori, e questo riguarda tanto gli amministratori delle regioni a statuto ordinario quanto di quelle a statuto speciale. Per quanto riguarda le regioni a statuto speciale, la legge sul federalismo fiscale prevede in modo specifico all'articolo 27 l'istituzione di un tavolo di confronto per definire in modo particolare appunto i temi della specialità. Sarà quello il luogo nel quale saranno composti questi aspetti, e all'interno di questo percorso, di questo processo del federalismo attivato, sicuramente l'interlocuzione con la Regione Sardegna creerà le condizioni per poter cogliere queste peculiarità e rafforzarle all'interno di questo percorso che appunto è quello di carattere generale. In un momento così complesso per l'economia mondiale, europea e nazionale, un governo che con senso di responsabilità e con risultati obiettivamente positivi, così come riconosciuto dai differenti organismi a livello internazionale, che ha portato avanti appunto questo percorso, non può immaginare una fase di instabilità, quindi proprio questi temi, queste questioni e queste problematiche lascerebbero auspicare un atteggiamento responsabile e quindi una durata e un lavoro positivo del governo a fronte di invece atteggiamenti che puntano in modo irresponsabile alla instabilità. Grazie mille. Grazie. Signor Ministro, la crisi di governo adesso sembra imminente, lei che cosa vorrebbe? Governo tecnico o elezioni?